Seconda corsa, premio Ravenna, sono cavalli di 4 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera. 1 Argentina Lux, Gianvito D'Ambroso, 2 Aurora FS, Maurizio Cheli, 3 Achillea Jet, Emanuele Migliori, 4 Astrolabio Car, Marco Basile, 5 Aeron Mabel FM, Antonino Pecoraro, 6 Alvaro Soler, Andrea Baveresi. In seconda fila 7 Asia Job, Marco Stefani, 8 Alena d'Amore, Agnello Vitagliano, 9 Amber TR, Marcello Di Nicola, 10 Avocado Jet, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Stacco della macchina, veloce, Argentina Lux con al largo Astrolabio Car. Attacca Marco Basile. Vediamo Argentina Lux però che cerca di rientrargli ma si butta di galoppo. Numero 1 e quindi Argentina rimane Lux in vantaggio squalificato. Astrolabio Car su Avocado Jet che subito lì ha sfruttato la scia del 4 e il gran favorito numero è 9 già al Amber comando TR squalificato dopo 300 metri. Quindi Avocado Jet davanti a Astrolabio Car, poi vediamo Aurora FS dietro ad Achillea Jet in quarta posizione, ormai filindiana, solo 2 cavalli all'esterno. Intanto il figlio di Marajà arriva al paletto dei 600 metri in 46 scarso. Passaggio davanti alle tribune, Avocado Jet, Astrolabio Car, Achillea Jet, poi Aurora FS in quinta posizione, Asia Job, mentre al largo cerca di industriarsi Iron Mabel FM, ma il ritmo è notevole, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 3 decimi, sempre in controllo Avocado Jet. Su Astrolabio Car, Achillea Jet e Aurora FS, poi Asia Job. Questi primi 5 in fila indiana, chilometro in 1.15.3. Ora il figlio di Marajà allunga, cerca di seguirlo a un paio di lunghezze Astrolabio Car su Achillea Jet, Aurora FS e Asia Job, ma Avocado Jet sembra fare una passeggiata. 14.1 la retta di là, siamo sull'ultima curva col portacolori dell'allevamento Toniatti che ha vantaggio di una decina di metri su Astrolabio Car. Ultima curva passata in 15.1, retta d'arrivo. Numero 2 Aurora FS squalificato. L'errore di Aurora FS, intanto passerella per Avocado Jet, la lotta è per il secondo posto, di dentro Asia Job su Achillea Jet, vicini i 2, mentre vicini anche per il quarto posto sono Astrolabio Car e Alvaro Soler. Quindi la vittoria facile facile per Avocado Jet, il figlio di Marajà, viene a cogliere la quarta vittoria consecutiva con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il training è quello di Paolo Romanelli, rivediamo la passerella di Avocado Jet che vince molto bene, mentre rivediamo la lotta per il secondo posto, sono molto vicini Achillea Jet che probabilmente, rivediamo, Achillea Jet di fuori, ma di dentro c'è Asia Job col numero 7 che mi sembrava fosse riuscita a difendere il secondo posto. Probabilmente è così, sì, esatto, è così. Al secondo Asia Job, al terzo Achillea Jet, mentre al quarto il Astrolabio Car. La quota da favorito netto per Avocado Jet 1,31.